Abbiamo appena celebrato in cattedrale la solennità della dedicazione della chiesa cattedrale, che è stata presieduta da Monsignor Ilario Antoniazzi, vescovo di Tunisi. Nella sua omelia ha parlato certo di questa importante festa liturgica della diocesi di Vittorio Veneto, ma ha anche parlato in modo particolare della chiesa di Tunisi, di cui è vescovo. Eccellenza, com'è la situazione di questa chiesa oggi in Tunisia? Beh, la nostra situazione è un po' di una chiesa un po' particolare, la realtà che viviamo noi. E un punto importante è che il 98% dei nostri cristiani non sono cristiani fissi, sono di passaggio, studenti, imprenditori, gli impiegati delle ambasciate. E questo fa sì che sia molto difficile per noi di fare un progetto che duri. Il progetto più lungo pastorale che facciamo noi può durare 2 anni, niente di più, perché gli studenti se ne vanno, altri ne arrivano e bisogna sempre incominciare. Però portano con loro sempre una ricchezza, la ricchezza e la cultura del loro paese. Nella mia diocesi ci sono almeno una 60 di nazionalità, almeno 60 ricchezze, 60 culture differenti, e non è sempre facile metterli d'accordo, però è bello perché ogni giorno la Chiesa, il buon Dio ci presenta una sfida e noi come Chiesa dobbiamo saper accettarla e viverla con gioia e con fede. La nostra Chiesa è una Chiesa fragile, come ho detto, perché è tutta gente di passaggio. E lo Stato, come ho detto anche nella cerimonia, ci ha preso tutto, di 125 chiese, ce ne ha lasciate 4 e ha preso tutte le nostre proprietà, a parte dove abito io. Però questa povertà, questa fragilità fa sì che sia anche la nostra ricchezza, perché dobbiamo confidarci sempre di più e abbandonarci nelle mani del Signore, che Lui non ci abbandonerà, né ruberà niente della nostra vita, anzi è Lui il nostro sostegno, è Lui la nostra forza, e fa sì che vivere là si diventa più ricchi anche nel nostro apostolato, nel nostro sacerdozio, perché dobbiamo vivere da testimoni di Cristo. E la nostra vita è la nostra predica, e il Vangelo siamo noi che dobbiamo mostrarlo con la nostra vita, il nostro amore per questo popolo, che è un popolo ancora buono e ci accoglie con tanta felicità. Un'altra domanda, Eccellenza, appunto 2 immagini che mi hanno colpito, le ha già un po' citate nella sua omelia. Una ha a che fare con il fatto che non ci sono chiese, o comunque un numero molto ridotto di chiese, perché sono state confiscate dallo Stato, quindi la chiesa è chiamata ad essere fatta non tanto di pietre bensì di persone. E poi la seconda immagine è un po' quella della figura di Charles de Foucauld, che lei ha citato alla fine dell'omelia. Mi paiono 2 riferimenti, 2 citazioni particolarmente significative, anche forse per la nostra Chiesa oggi qui a Vittorio Veneto. Allora, prima di tutto la nostra Chiesa, come ho detto, è una Chiesa molto, molto fragile. Charles de Foucauld, lui ha vissuto il cristianesimo con la sua vita, e non ha mai predicato, non ha mai avuto delle folle vicino a lui, ma dove c'è Dio la gente andava da lui, i musulmani ci andavano, ed è questa un po' anche la nostra spiritualità che abbiamo là. Noi non siamo andati per fare proselitismo, per conquistare, per convertire gente, non siamo andati per questo. Noi siamo là per seminare, gettare la parola di Dio nel loro cuore, nel cuore dei musulmani, e poi lasciare il Signore che faccia il resto. Noi confidiamo in Lui. Come ci è stato detto da San Paolo, noi seminiamo, altri raccoglieranno, e Lui è che fa piovere, che dà la benedizione e fa sì che le nostre parole possano portare frutto un giorno e rendere la Tunisia, è il mio sogno questo, la Tunisia del tempo di Sant'Agostino, Cipriano, Tertulliano, quei personaggi che sono la gloria della Chiesa fino ad oggi.
Un'ultima domanda, il rapporto con il mondo musulmano. Durante l'omelia ha citato delle possibilità che ci sono con questo dialogo, comunque c'è qualcosa che si può imparare anche dal confronto con questa fondamentale religione monoteista, maggioritaria ovviamente in Tunisia. Certamente vivere con i musulmani si impara molto. E prima di tutto bisogna abbandonare l'idea che sono estremisti, che sono... ci sono parecchi Islam, non sono tutti uguali. L'Islam della Tunisia è un Islam ancora equilibrato, che ci accoglie, che ci rispetta. In tutta la nostra vita, ho chiesto anche a 2 vescovi che erano prima di me, mai un cristiano è stato attaccato, mai una chiesa è stata profanata, assolutamente mai, mai. Però dipende anche da noi. Noi non siamo là per far sì che diventino cristiani, come ho detto, noi dobbiamo seminare, mostrare nella nostra condotta, nella nostra vita, nel nostro viso, il bel viso di Cristo e lasciar fare dopo allo Spirito tutto il resto. E non dimenticare che abbiamo già dei tunisini che hanno fatto il cammino, sono stati battezzati. Abbiamo un diacono tunisino, abbiamo un seminarista tunisino, abbiamo una suora tunisina, che per noi è già un miracolo. Pensare che 10-15 anni fa non c'era neanche un cristiano tunisino in Tunisia. E adesso ogni anno battezzo, apertamente posso dire, 6, 7, 10 tunisini ogni anno, che fanno sì che un po' alla volta, naturalmente una rondine non fa la primavera, ma se non ci fosse la prima rondine non ci sarebbe la seconda, la 10ª, la 50ª. Io non vedrò mai la Tunisia primavera, cioè proprio cristiana, però ho la gioia e gioisco molto nel vedere queste prime rondini che si fanno cristiane e che soffrono. Molti sono dei veri eroi nel vivere il loro cristianesimo, lottando contro la mentalità della famiglia, della tribù, di tutti quanti. Grazie Eccellenza, auguri ancora per i suoi 50 anni di sacerdozio e auguri per il suo ministero in Tunisia. Grazie.